Allora, a me Giorgio mi ha detto di chiudere, di salutare sostanzialmente, anche perché abbiamo, come FAI Sardegna e Associazione degli ex parlamentari, iniziato un percorso in cui io lo rassicuro anche molto, dicendo che ci sono iniziative che sono popolari, cioè voglio dire che necessitano della presenza di centinaia di persone, il FAI che porta ormai migliaia di persone in diversi luoghi, ha un'organizzazione capace di fare. Poi ci sono dei luoghi dove io preferisco appunto i luoghi più ristretti, dove dei competenti possano avere possibilità di fare dei tavoli circolari e di rintervenire sulle cose che vengono dette, perché francamente oggi devo dire che si è aperta anche una dialettica molto interessante tra soggetti che non è vero che si incontrino così spesso, perché è anche interessante vedere le organizzazioni che ascoltano anche ricerche, dati, elementi e che ribaltano ad esempio alcuni paradigmi, alcuni stimoli. Cioè se uno vede le cose che ci ha raccontato Giuseppe Pulina, le confronta con le affermazioni di Pietro Candetto e di Benedetto Meloni e via discorrendo, si rende conto che spesso, con tutto l'affetto e la stima che ho per Felice Floris, ci sono dei paradigmi che devono essere un po' rivisti, perché su alcuni elementi smettiamola di essere secondari, minoritari. È come se i tunisini ci venissero a dire che durante l'impero romano non erano forse quelli che davano da mangiare a tutti, il museo di Tunisi è il miglior museo al mondo per mosaici. Uno arriva lì e i mosaici che trovate a casa, che sono più grandi, nel giro di un secolo e mezzo, erano poverettini, nulla, erano un tappeto da bagno rispetto a quello che vedevo esposto da loro. Quindi, cioè, il confronto serve a realizzare. Io però voglio chiudere questa mattinata importantissima ricordando che 3 anni fa, in questi giorni, a Olbia accadeva una tragedia immane. E noi dobbiamo ricordarci di quei morti, che sono lì a dirci che noi del suolo ce ne siamo strafregati in tutti questi 70 anni. E cioè il pastore ha resistito, sì, ma il suolo non ha resistito. E in Parlamento, non vedo nessun parlamentare sardo, in Parlamento c'è in discussione una legge che sostanzialmente è già arrivata alla commissione referente e francamente io ho preoccupazioni per quanto riguarda la Sardegna, perché alcune persone che sono qui presenti parteciparono a quel convegno del 28 di novembre del 2013 che io organizzai per il FAI, che non sapevo manco che cosa fosse, perché me l'aveva chiesto Giulia Maria Crespi, e alcune delle persone che sono qui presenti diedero un contributo estremamente importante. Il FAI a Milano voleva, dopo quella tragedia, che non facciamo più convegno, ho detto ma mica scappiamo, noi dobbiamo tematizzare da questo momento in poi gli errori anche. Cioè nella narrazione, usando una parola che non mi piace, dobbiamo iniziare a dire le cose importanti che in 70 anni si sono fatte. E ce le ha dette Pulina, ce le ha raccontate Pietro. Ci siamo dimenticati, a casa mia se avessero potuto ammazzare le Maxi Scuola le avrebbero ammazzati, però altri storicamente io dico che fu una delle cose più importanti e dunque facemmo un salto incredibile di positività. Ci dobbiamo dire queste cose, gli studiosi ci sono per questo, le università ci sono per questo, ma dobbiamo dire perché in questa fase storica, nella presa di coscienza che c'è molto importante sul ruolo dell'agricoltura, sul ruolo dell'allevamento, sul ruolo della pastorizia, in Sardegna si sta svendendo per fantomatiche energie rinnovabili che sono una truffa e noi abbiamo dedicato 4-5 convegni intorno a questo tema su imprese che stanno funzionando perfettamente. Questa si chiama rapina. Allora c'è una proposta con la Giunta Solo, non dobbiamo dimenticarci le cose positive che il centro-sinistra in Sardegna ha fatto. Non è che dobbiamo buttare il bambino nell'acqua sporca, dobbiamo dire qual era la proposta in quel momento. Quello di dislocare tutte le rinnovabili che sono fondamentali nelle aree industriali dismesse.
di andare a rapinare un gruppo di noi, vi annuncio, non l'avrei dovuto fare, ma ve lo dico darà il premio Defenso Sardegna a 2 pastori che alla fine hanno difeso, caro Felice, hanno difeso quelle fattorie. Immaginate che cosa succederà in Africa, che cosa sta succedendo in Africa. Io lo dico ai amici tunisini, perché va da sé che accadrà una svendita assoluta a quel punto. E invece noi abbiamo appreso oggi che sostanzialmente se noi puntiamo sul territorio, sulla terra e su ciò, sul soprasuolo della terra, che è unico quanto l'ambiente, quanto il paesaggio, quanto il clima, credo che la Sardegna sarà nuovamente Sardegna Felix. Non è un caso perché la chiamavano in questo modo, e credo che con i nostri fratelli del Nord Africa, con cui fummo un'unica provincia, cioè quando i punici sono sbarcati qui ci hanno dato una sussa micidiale, hanno dato una sussa micidiale alle città fenicie, smettemmo di essere uguali, ma sostanzialmente quando i romani si inventarono e poi anche i vandali che eravamo un'unica cosa, credo ancora che sostanzialmente così accadrà. E quindi andiamocene a pranzo che ne abbiamo bisogno, perché altrimenti poi ci picchiamo indecorosamente. Buon pranzo.